Perché certi affari complicati non si possono risolvere con la democrazia. Se c'è bisogno di pigliare una decisione, ci va a essere uno, capace di pigliarla per tutti. È vero, Apuzzo? La pasta che sai ti piaceva. A Caponata è stata di tuo gradimento. Apuzzo voi lo conoscete, no? Capodecina della Repubblica, un bravo picciotto, un grande faticatore. Solo che ogni tanto apre sto malovizio di fare chiacchiere. No, zio Totò, però a me era stato promesso. Lo state sentendo? Lui dice però. Lui dice era stato promesso a me. Ma Meschino non è che lo fa per male. Lo fa per una brutta abitudine del passato. È vero, po'. Oh, ma che è sta faccia? Forza, non ti devi spaventare, vedi che io ti voglio bene. Devi solo cambiare abitudine. Ca tutte quante, ma canciare abitudine. Voi lo sapete, io sono disposto a venire incontro a tutte le vostre necessità. Ma un tempo di chiacchiere, finito. E chi non lo vuole capire, diventa mio nemico. E allora amore. Calmati, Di Cristina. Vediamo quello che si può fare. Invece, dimmi una cosa, spostati. Che te pigliaste un sosia per guardaspalla? Ma un sosia di Cristina. Lasciamo perdere guardaspalla e non cambiamo discorso. Vai piano che qua i vigili ci fanno la multa! Quante picciole ci sono? I fazzi i conti! Noi montiamo schettato, però ne tagliamo panorama.